La politica ora, indipendenza veneta, il movimento che promuove un referendum consultivo per l'indipendenza appunto del Veneto e del resto d'Italia, si presenta alla comunità con un nuovo organigramma e un ricco calendario di iniziative. Sentiamo Matteo Mohorovičić. Per staccarsi da Gran Bretagna e Spagna, gli scozzesi voteranno il 18 settembre, i catalani il 9 novembre. Perché il Veneto con l'Italia non dovrebbe fare lo stesso? Da Padova se lo chiede Indipendenza Veneta, che preme sul tasto del referendum appunto per l'indipendenza regionale. Senza se e senza ma è il succo del discorso. Dopo lo stallo in Consiglio regionale, la proposta di legge 342 del 2013 sembra prossima ad approdare al voto. E per sostenerne le ragioni, da domani gli indipendentisti inizieranno una raccolta di firme per sollecitare il Consiglio a fare presto. Raccolta di firme che cade negli stessi giorni, domani e domenica, di quelli della Lega Nord. Tra i due però ci sono non pochi distinguo. Il primo è il seguente. Indire, o meglio, impegnarsi ad indire in ogni caso il referendum, anche se la legge, una volta approvata, fosse impugnata dal governo avanti alla Corte Costituzionale. Rispetto al Carroccio però c'è anche un'altra differenza, il rapporto con l'Europa. Nessun euroscetticismo, ma aperture. Noi in Europa naturalmente vogliamo restare, vorrei anche dire una cosa, che tutti parlano male di questo euro e l'euro ci ha messo in difficoltà e quant'altro. Se il Veneto fosse stato indipendente nel 2000, l'anno del trapasso all'euro, probabilmente noi saremmo entrati con un rapporto di 1 a 900 lire venete, non di 1 a 1936,27, questa è la differenza. Economia ora, domani a Milano apre